Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Focus TG, mercoledì 24 giugno, staremo insieme fino alle 13:30 e come sempre ci occuperemo di tutta l'attualità del nostro nord-est, ma non solo, insomma anche notizie più curiose e meno drammatiche, perché insomma servono anche quelle. La cronaca però insomma è sempre protagonista e infatti andremo a Padova, andremo in provincia di Treviso, andremo a Martellago, ci sposteremo insomma in lungo e in largo per le nostre province venete, andremo a Vicenza per fatti di cronaca, per incidenti, per avere però anche sviluppi magari investigativi sui gialli principali di questi giorni, di questo periodo nel nostro nord-est. Quindi insomma il consiglio è quello di rimanere con noi ovviamente fino alle 13:30 proprio per avere insomma un po' il quadro completo di tutto quello che sta accadendo. Allora per non fare attendere anche i nostri colleghi che sono già in diretta nelle varie località di cui parlavo prima, iniziamo da Abano Terme perché andiamo con Chiara Gaiani e Cristian Roccaiende a insomma, cercare di dipanare un po' questo giallo che da un paio di giorni occupa le cronache, perché insomma ci sono questi due coniugi che sono stati trovati feriti nella loro villetta di Abano Terme, indagini dei carabinieri, insomma ultime notizie che dobbiamo cercare di capire affidandoci a Chiara Gaiani, dicevo, e Cristian Roccaiende che sono in diretta per noi da Abano. Buongiorno Chiara. Federico, buongiorno ai telespettatori. Sì, come dicevi tu, è un vero e proprio giallo, è quello che si è consumato all'interno della villetta che vedete alle mie spalle, una porzione di bifamiliare a ridosso del centro storico di Abano Terme, della cittadina intermale più importante della provincia di Padova. I coniugi hanno 72 anni lui, 69 anni lei, li hanno trovati lunedì sera, lei al piano terra, lui invece al piano superiore, lei purtroppo ferita davvero in modo molto grave, tanto che è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova con una emorragia cerebrale molto importante, sta continuando a lottare, ci hanno detto questa mattina i sanitari, mentre lui è stato trovato al piano superiore dell'abitazione in stato confusionale ed è ricoverato nell'ospedale di Abano. Che cosa è accaduto? Questa è la domanda a cui stanno tentando di rispondere i carabinieri e anche coordinati dalla Procura di Padova, che ha aperto un fascicolo di indagine. Si indaga per tentato omicidio, per ora contro ignoti, nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati. Adesso c'è il silenzio del mezzogiorno, di un caldissimo mezzogiorno per tutto il Veneto in questa zona, ma ieri le indagini dei carabinieri con la scientifica sono durate fino alle 7 di sera. Per tutto il giorno hanno esaminato palmo palmo la villetta per capire esattamente che cosa fosse accaduto. Adesso la villetta è stata sottoposta a sequestro, anche le imposte che erano aperte ieri sono state richiuse, c'è stato posto lo scotch. Allora io direi che ricostruiamo quanto è avvenuto nel servizio che abbiamo preparato in redazione, poi la linea può tornare allo studio. Io nel frattempo ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Cristian Roccaiende. Lei era nuda, incosciente nel letto della taverna, lui in stato confusionale al piano superiore con ferite al volto. Resta il giallo su quanto accaduto in questa villetta di Abano Terme, dove lunedì sera sono stati ritrovati due coniugi, 69 anni lei, 72 lui. A far scattare le indagini il figlio della coppia, che da 2 giorni non aveva notizie dei genitori e per questo si è recato sul posto e ha chiamato i soccorsi. Gravissime le condizioni della donna, colpita da una grave emorragia cerebrale e ricoverata da ieri mattina a Padova in rianimazione. Ancora in stato confusionale l'uomo, che è ricoverato ad Abano Terme, dove non è ancora stato sentito dai carabinieri. Una coppia normale, raccontano i vicini. Erano una coppia affiatata e erano appena anche tornati da una crociera. Io non abito qui, però ho vissuto qui per molti anni e li conoscevo, ecco, mi dispiace, però non so cosa sia successo davvero. La villetta è stata posta sotto sequestro e martedì sono proseguiti per tutto il giorno i rilievi dei carabinieri e della scientifica.
scientifica. In via Tito Livio si sono recati anche il PM Sergio Dini e il medico legale. Le ferite sul corpo dei due coniugi sono compatibili con quella che allo stato sembra la ricostruzione più probabile. Un litigio violento tra i due con la donna che avrebbe avuto la peggio. C'era disordine in casa, a quanto si apprende, ma non erano presenti segni di scasso, elementi che escluderebbero la pista della rapina. Ci sono da chiarire le cause dell'emorragia cerebrale della 69enne, causata da una caduta accidentale, da una spinta o da un colpo alla testa. Risposte che i carabinieri stanno cercando, sentendo vicini e familiari, in attesa di poter interrogare anche il marito della donna. Un blackout di circa 2 giorni, perché da sabato il figlio non riusciva a sentire i genitori, su cui si sta cercando di fare piena luce. E quindi dovremo tenere i fari puntati su questa vicenda per capire meglio cos'è accaduto, in attesa anche dello sviluppo delle indagini. Grazie intanto a Chiara Gaiani e a Cristian Roccaiende. In attesa di uscire di nuovo dallo studio, andare in provincia di Treviso, ci spostiamo a Venezia, anzi a Mestre per la precisione, ancora cronaca, perché una donna è stata rapinata della borsa nella zona di Via Piave mentre stava parcheggiando l'automobile e questa vittima dice: la terza volta, basta, insomma sta meditando addirittura di vendere la sua abitazione. Ho gridato, ma mi sono trovata veramente sola, perché ho chiesto anche aiuto, ma nessuno si è fatto vedere, nessuno mi ha chiesto cosa era successo. Secondo me qui hanno tutti paura. Elisabetta, per tutti Betty, è l'ennesima vittima della criminalità di Via Piave a Mestre. Nata, cresciuta e vissuta qui da sempre, racconta della rapina della sua borsa con dentro contanti, tutti i suoi documenti, chiavi di casa e telefonino, subita giovedì scorso intorno alle 21:30 sotto casa in via Monte Sabotino, mentre parcheggiava l'auto. Si tratta del terzo episodio in 3 anni. Il rapinatore successivamente ha anche usato il suo bancomat, spendendo a più riprese circa 200 euro. Acquistare sigarette e mangiare quello che c'era qui nella zona di Via Piave, un kebab. Ora sono ancora scioccata e dico che questa zona è invivibile. Qui a 2 passi da noi, lungo l'area di Via Piave, proprio poco dopo questa intervista, scorgiamo questa siringa usata chissà quando per un buco ancora conficcata nel terreno. A poca distanza questo ragazzo, arrivato in bici, ha appena comprato della droga e ora, bicicletta parcheggiata ai suoi piedi, seduto, se l'è iniettata. Il suo viaggio, procurato dalla sostanza stupefacente, durerà meno di un'ora. Attorno l'indifferenza di chi passa e tira dritto. Nessuno si ferma, nessuno sembra più stupirsi. Sono le 13:05. Ordinaria amministrazione, commenta amareggiata la portavoce di uno dei comitati della zona. È lei ad aver aiutato dopo la rapina Elisabetta. A quest'ora già ci sono i primi barbecue, li chiamo barbecue, il gruppo dei tossici per terra che si accendono il fuocherello e quindi si fanno di crack oppure si bucano. Per residenti e commercianti rappresenta l'ennesima testimonianza del degrado e dell'attività di spaccio che da tempo interessano l'area considerata da molti la zona franca della città per spacciatori e criminalità. Ogni angolo è una base per i pusher. Ormai hanno il sistema vecchio del passaparola, cioè telefonino, arrivano, passano, c'è chi gli passa, gli prende la cosa e la porta. Lunedì dopo la spesa, un 90enne della zona, dopo aver subito già 2 volte in 2 mesi il furto dei portafogli, al terzo tentativo da parte di un balordo, lo ha colpito più volte con un punteruolo portato da casa come difesa personale, ferendo il criminale che, colpito in una o più parti del corpo, è sparito senza farsi medicare. Elisabetta, dal canto suo, ora spera di vendere casa per trovare riparo in un appartamento che possa garantirle sicurezza dentro come fuori le mura domestiche, dice. Penso di andarmene via perché i miei familiari mi insistono già da tanto tempo, perché mi hanno detto: guarda, hai già subito 3 furti e quindi potrebbe succederti di peggio. Drammatico il racconto raccolto dalla nostra Anna Maria Parisi e insomma è una zona veramente, questa di Mestre, che è ripetutamente sulle cronache per questi fatti così gravi. Adesso un altro fatto grave, però legato a un incidente stradale, che ci racconta Heidi Kaliman, che è collegata
con noi, ringrazio lei, ringrazio Tommaso Migot che l'assiste per la parte tecnica. Siete a Trevignano, in provincia di Treviso, per un incidente mortale, insomma, però che ha tutte delle implicazioni un po' particolari che adesso ci racconterai, vero? A te, Edi. Esatto Federico, siamo a Trevignano all'altezza di un incrocio pericoloso, più volte oggetto anche di richieste da parte dell'amministrazione di effettuare dei miglioramenti per capire come poterlo mettere maggiormente in sicurezza. Ieri sera intorno alle 21:30 una Q3 in cui a bordo c'era un 65enne, la moglie, il figlio e la nuora che procedevano da Treviso in direzione Castelfranco, quindi dalla nostra sinistra per intenderci, verso destra, hanno impattato frontalmente con una Ford Puma che esattamente proprio come questa auto bianca che sta girando in questo momento doveva girare qui in via San Sisto dove ci troviamo, e una svolta azzardata, l'alta velocità, la Ford guidata da un 24enne che aveva 2 coetanee a bordo si è schiantata frontalmente contro la Q3. L'esito è di un morto, il 65enne Ennio Corazzin, e 3 feriti gravi, la moglie, il figlio e la nuora. Siamo in compagnia tra l'altro del sindaco di Trevignano, Franco Bonesso, che conosceva Ennio Corazzin, noto geometra, insomma, tra Trevignano e Montebelluna. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, sì, devo dirvi che il dolore oggi è molto grande per la perdita di una vita umana. E poi lo conoscevo molto bene, ho avuto modo di lavorare anche con lui, era una persona veramente stimata, un bravo professionista che lavorava in tutto il nostro territorio. Qua il problema è questo incrocio è sì pericoloso, ma la forte velocità genera sempre grossi problemi. Voglio dire ai telespettatori e a tutti chi si mette alla guida che per guadagnare qualche minuto non vale veramente la pena di correre forte e creare queste situazioni di lutto e di grande dolore. Sindaco, grazie per questa testimonianza. Federico, io ti voglio solo dire che per il 24enne alla guida della Ford ora pende il reato di omicidio stradale, è stato eseguito l'alcol test tramite appunto gli esami del sangue che sono stati condotti sul ragazzo, e rischia anche il reato di lesioni aggravate proprio per il ferimento grave delle 3 persone coinvolte nell'incidente. Queste le ultime notizie qui da Trevignano. Se non hai domande, a te la linea. Volevo chiederti una cosa, volevo sapere, insomma, sei lì da un po' per questo nostro collegamento e hai anche, magari adesso vi vedono e rallentano, ma l'impressione qual è in quel tratto di strada proprio dal momento che sei lì e appunto, ripeto, probabilmente poi vi vedono, quindi diventano tutti bravi? No, anche se ci vedono non diventano bravi, Federico, perché vi sta facendo vedere Tommaso Migot come in realtà questa sia una strada ad alto scorrimento e una strada completamente dritta che da Castelfranco porta di fatto a Treviso e che invita di fatto, essendo larga, essendo comunque un rettilineo lunghissimo, a spingere il piede sull'acceleratore. A volte non ce ne si rende nemmeno conto di star facendolo, e quindi questo chiaramente non è una giustificazione. Parliamo poi tra l'altro di un orario, le 21:30, che non era assolutamente un orario notturno, probabilmente di ritorno da una cena i ragazzi o verso appunto il centro di Treviso. Ancora questo non si sa e saranno gli inquirenti a stabilirlo. Quello che puoi vedere anche tu, insomma, è che è una strada estremamente frequentata ed estremamente caotica, e dove insomma la gente non lesina con il piede sull'acceleratore. Federico, a te. Grazie Edi, grazie a Tommaso Migot. Sì, è una strada che può diventare pericolosa. Allora, un po' le immagini che avete visto, un po' la testimonianza del sindaco, un po' quello che ci ha raccontato la nostra Edi, insomma, veramente riflettiamo tutti sulla opportunità o meno di accelerare quando non ce n'è bisogno sulle strade. Ovviamente l'incidente non è ancora stabilito, la causa, quindi insomma non stiamo parlando di quell'incidente specifico che ci ha raccontato Edi, ma in generale insomma, quando si va sulle strade conviene sempre andare un po' più piano che un po' più forte, per 1000 motivi, perché basta davvero un attimo poi per piangere le persone che non ci sono più. Adesso passiamo per lo studio.
ma usciamo subito nuovamente perché andiamo a Vicenza, anzi abbiamo fatto attendere anche troppo Daniele Garbin e Simone Squarcina, che ringrazio e che sono in diretta per noi per raccontarci la storia di un pensionato che è stato aggredito mentre scaricava la spesa sotto casa, è venuto al villaggio del Sole. E allora che zona è? Daniele, raccontaci un po' dove vi trovate e poi naturalmente vedo che hai tanti ospiti, quindi sicuramente un collegamento che sarà molto vivace. A te, Daniele. Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori. Guardi, proprio in diretta in questo momento stanno anche raccogliendo altri inquilini dai piani superiori, perché comunque si parla di sicurezza, è anticipato. Siamo a Villaggio del Sole, insomma una storia di un'edilizia popolare che negli anni 70 è sempre stato una specie di paese, ecco, la mentalità che raccoglieva una forte identità anche sociale di chi viveva in queste case all'epoca, anche con questa edilizia particolare che era anche stata innovativa, che adesso connota ancora questo quartiere popolato soprattutto da residenti proprietari di case. Ecco, la situazione però è la convivenza con molta immigrazione che è presente qui anche in questo territorio, e anche parliamo di disagi per le presenze a volte di nomadi qui vicino, insomma temi abbastanza frequenti come in altri quartieri. Ecco, il fatto è della sicurezza ritorna a essere comunque un punto nodale. Il signor Fiorenzo Donadello, buongiorno. Buongiorno. Ecco, è lui il protagonista della situazione dell'aggressione che hai accennato prima. Si tratta proprio lui e la signora, la moglie, ecco, che l'altra sera erano qui, che insomma stavano scaricando la spesa proprio esattamente in questo punto per salire in casa dall'automobile. È stato affrontato da uno sconosciuto che insomma ha chiesto dei soldi, e poi come è andata a finire? Sì, è andata a finire, c'è stata una zuffa, fortunatamente incruenta, però sì, non me la sono vista un po' così. Si capiva che questo non aveva particolari intenzioni di aggredirmi, però sai, quando uno ti blocca, non riesci, cerchi di reagire, e poi quello ti chiede cosa fai, se reagisco dico cosa fai tu. Insomma, ecco qua, però il problema grave è che abbiamo poca illuminazione. Noi sono anni che chiediamo venga illuminato questo vialetto. Sì, infatti torniamo dopo su questo argomento per capire su questo, cioè l'aggressione poi c'è stata perché ha cercato di mettere le mani addosso, di prendere i soldi, e soprattutto a quel punto siete stati costretti anche a reagire. Lei ha trovato qualcosa che aveva tra le mani, cosa è successo? Sì, casualmente stavo scaricando dalla macchina, avevo una bottiglia di aceto e gli ho battuta sulla schiena, non con particolare cattiveria, però almeno mi ha mollato, insomma, ecco. Per cui dopo ci siamo visti di fronte, ci ha riprovato, io ho fatto resistenza e è scappato via. Ecco, sentiamo anche la signora se è preoccupata in quei momenti. No, sì, mi sono allarmata perché sono uscita in terrazza, ho sentito gridare e ho visto due persone che si azzuffavano, ho cominciato a gridare, ho detto e cosa succede? L'ho colpito, cos'è? Mi ha detto sono stato aggredito, mio marito fa. E allora io ho gridato forte come per impaurire la persona che c'era, e io ho visto un attimino che si è dileguata. Poi sono scesa, ma nel frattempo era già successo tutto, insomma era già scappato l'uomo. Ecco, sono episodi come tanti, però purtroppo quando avvengono non si sa mai come possono andare a finire. Questo è il problema, per cui anche ha coinvolto altri suoi coinquilini. Certo. Poi lei ha presentato denuncia? Sì, naturalmente ho presentato denuncia, perché se noi queste cose non le denunciamo, qui fuori non succede mai niente, invece purtroppo le cose accadono. Certo. Lo accennava prima, adesso lo facciamo dire anche dai protagonisti. Uno dei temi legati alla sicurezza è l'illuminazione. Qui da parecchi anni, insomma tanti anni, sono stati promessi un rinforzo proprio dell'illuminazione pubblica. Si diceva c'è un unico lampione da quanto tempo, e voi state chiedendo anche un rinforzo, che siano poi dalle parole ai fatti. Sì, era il secondo variati, quindi saranno all'incirca 8-10 anni che hanno messo questo lampione. Quando noi chiedevamo che fosse illuminato tutto il vialetto, chiaramente. Ecco, una battuta, la signora è preoccupata. Sì, anch'io ho un problema simile in strada vicinale Monte Crocetta. Hanno promesso un faro che avrebbe illuminato tutta la strada, ma siamo ancora al buio, e là è proprio buio.
soprattutto d'inverno alle 6, alle 5, alle 6 è buio. Certo. E con scarsa illuminazione, lo diceva prima il signore, prima del collegamento, proprio in questi anfratti, come è realizzata la casa, poi si trovano rifugio e cosa succede? Certamente abbiamo avuto vari episodi di furti dalle auto, gomme, io avevo furgone e quindi anche attrezzi da lavoro, compagnia bella, stereo, eccetera. Ovviamente lì si sentivano riparati perché nessuno li vede dall'alto. Quanto preoccupato è di questa situazione? Beh, certamente dopo questa situazione qua, chiaramente gente che torna da una cena verso sera e non si deve sentire sicuri di entrare a casa, mi preoccupa, sì, perché sono famiglie normali che... Allora, prima di chiudere il collegamento, se non hai domande, Federico, è importante proprio su questa richiesta formale, anche dopo quello che è successo, viene organizzata per sabato che cosa? Sì, il sabato noi saremo presenti come siamo molto presenti spesso come comitato dell'Albera. Abbiamo già lanciato del resto l'idea di una interpellanza del cittadino, cioè non è il cittadino che direttamente fa delle domande in cui naturalmente dopo bisogna dare risposta. Ecco, voi chiederete più illuminazione, lo possiamo lanciare questa iniziativa sabato, una petizione? Certo, noi come da diversi anni a questa parte chiederemo proprio che venga finalmente illuminato adeguatamente questo vialetto che di notte è buio. Completamente. Grazie, allora intanto ringrazio gli ospiti che sono venuti con noi a testimoniare quello che è accaduto. Ovviamente noi seguiremo sabato l'evento e speriamo che sia la volta buona dopo tante promesse che vengano poi rispettate. Se non hai domande, Federico, agli ospiti, da Vicenza è tutto, ringrazio gli ospiti, a voi la linea. Grazie Daniele. No, guarda, vorrei veramente farvi i complimenti perché in realtà tu e Simone avete fatto un collegamento che è molto emblematico, perché in realtà partiamo da un fatto di cronaca, avete però insomma approfondito e è anche molto significativo che i residenti siano venuti da voi insomma per parlare di quello che gli è accaduto, quindi c'è voglia di condividere anche da parte loro. Purtroppo non è che da soli possiamo risolvere nulla, però credo che adesso magari è un autoincensarsi non richiesto, però insomma collegamenti così danno l'idea proprio di quanto sia importante la voce delle persone e quanto magari noi nel nostro piccolo riusciamo a dare loro una mano, e quindi speriamo di riuscire anche noi in qualche modo a facilitare il miglioramento di questa situazione. Per cui grazie Daniele, se vuoi aggiungere qualcosa, grazie a te e a Simone Squarcini. Prego. Ci ringrazia. E allora buona giornata e buon lavoro ai nostri colleghi. Da Vicenza, quindi siamo già stati ad Abano Terme, siamo stati in provincia di Treviso, adesso a Vicenza con questa storia che avete visto coinvolge una serie di condomini, quindi una zona abbastanza popolata, e la cronaca ci ha portato lì, e adesso però la cronaca ci porta in provincia di Venezia, per la precisione a Martellago. Perché a Martellago cosa è successo? È successo che un sindaco celebra, come è normalissimo, un matrimonio, e il matrimonio è un matrimonio cosiddetto misto. Lui, da quello che è, adesso ci facciamo raccontare bene da Anna Maria Parisi, però lui pubblica un post, orgoglioso probabilmente anche di aver celebrato questo matrimonio, e viene travolto dagli insulti social, tanto per cambiare. Io non ci darei così tanto peso se fossi il sindaco, però capisco che insomma il dispiacere sia tanto, forse ci sarà anche qualche conseguenza legale. Adesso chiediamo meglio conto ad Anna Maria Parisi, che ringrazio e che è lì insieme al nostro Sandro Ponchi. A te Anna Maria. Eccoci Federico, buongiorno. Le conseguenze legali sì, ci saranno, e saranno anche pesanti, annuncia il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, che non è presente con noi in quanto impegnato in altra sede, ma raggiunto telefonicamente ci ha detto che adesso sta raccogliendo tutti i commenti razzisti e sessisti pubblicati solo alla sua pagina Facebook, ma non soltanto, sotto alla
sua foto con cui lui annunciava, proclamava insomma questo matrimonio, aveva detto che aveva proclamato questo matrimonio nella giornata di sabato scorso. Si sono scatenati gli haters, i cosiddetti leoni da tastiera, con la cosa strana, dice il sindaco, che sono per lo più provenienti da fuori regione, o meglio sono persone che non conoscono il territorio. Così dal sindaco Andrea Saccarola, che adesso appunto sta raccogliendo questo materiale con questa pioggia di commenti carichi di odio e per consegnare il tutto, il plico, sia ai carabinieri, ripeto, che alla polizia postale. Quindi indignazione e insomma polemiche per questa pioggia di insulti, con la coppia che, sentita dal sindaco, per il momento preferisce tacere. Però ci saranno dei risvolti, saranno anche molto pesanti da un punto di vista legale. Aspettiamo di sapere che cosa accadrà qui alle prossime ore. Nel frattempo ti restituisco la linea con la parte tecnica di Sandro Ponchio. Federico. Grazie Anna Maria, tra l'altro colgo l'occasione per esprimerti anch'io la solidarietà per quello che ti è accaduto a Mestre, insomma quell'aggressione che abbiamo seguito nei giorni scorsi, quindi sinceramente insomma ti sono vicino e ringrazio naturalmente anche Sandro Ponchio per il supporto tecnico che ti ha dato in questo collegamento. Seguiremo questa vicenda. Io ripeto, ciao Anna Maria, Federico. Io proprio così da un punto di vista personale mi viene da dire lasciamoli scrivere e facciamoci scivolare addosso, però capisco anche che non è giusto nemmeno questo, è un po' quasi il contrario di quello che dovrebbe fare un giornalista, cioè evitare o appunto non dare soddisfazione a chi vuol fare polemica o addirittura insultare a tutti i costi, però insomma è rispettabilissimo e giusto che anche il sindaco invece, come insomma, per dare anche un po' un esempio, vada avanti sulla strada della denuncia e della segnalazione ai carabinieri, ci mancherebbe altro, giustissimo. Adesso spostiamo in Friuli Venezia Giulia, perché ci sono state una serie di danni veramente pesanti in un capannone che è crollato a Basaglia Penta e insomma i nostri colleghi della redazione di Udine ci fanno vedere i danni che sono veramente impressionanti. La tromba d'aria ha investito in maniera molto importante la zona di Basiliano, nello specifico la frazione di Basaglia Penta, dove basta guardare i tetti per capire la forza dirompente del vento. 2 case, per fortuna disabitate, scoperchiate, tegole volate via qua e là, ma soprattutto un capannone praticamente mezzo distrutto, in attesa di urgente operazione di bonifica. Una mattinata intensa di sopralluoghi per il sindaco Marco Olivo. Abbiamo avuto 2 abitazioni scoperchiate, fortunatamente erano abitazioni non abitate, e quindi i tetti sono finiti sulla statale 13 che è stata bloccata per un paio d'ore, anche di più circa, di tegole che sono partite. C'è stata probabilmente una violenta tromba d'aria che si è concentrata in questa zona e che ha creato questo problema. Il capannone che ha subito anche dei danni strutturali, fortunatamente non gravissimi, però insomma hanno compromesso il capannone stesso e anche la struttura. Un quadro che desta preoccupazione e che invoca importanti contromisure. Ma sicuramente per quanto riguarda la popolazione con la prevenzione, chiaramente bisogna informare i cittadini e anche dare loro l'informazione corretta, capire come ci si deve comportare in occasione di questi eventi estremi ed improvvisi. Quindi questa è la prima cosa, e poi attenzione chiaramente anche agli alberi, ne abbiamo diversi sui nostri territori, quindi potature e alberi che non possono raggiungere determinate altezze, quindi questa è secondo me la prima attenzione che si deve avere. La situazione è drammatica per il proprietario del capannone, che però preferisce guardare l'aspetto positivo, trovarlo anche se non sembra esserci, e pensare solo a rimboccarsi le maniche. È drammatica, non brutta. In 3 minuti di bufera, possiamo definire, ci ha portato via un capannone. Per fortuna, ottimismo, ci ha portato via solo un piano del capannone, il secondo probabilmente sarà agibile dopo i prossimi immediati interventi. E già si riparte ricordando vecchie storie con il ripristino. Ho già contattato le aziende, è già stato l'ingegnere, pomeriggio anche il carpenteria. Maniche rimboccate, però insomma ecco, queste ondate di maltempo preoccupano se i danni sono questi. Se si continua così sì.
Se si continua così sì, perché ce n'è stata una settimana fa, molto simile, non ha fatto danni ma c'è stata. È un periodaccio. Sì. Però c'è tanta voglia già di ripartire. Assolutamente, ripartire assolutamente. Questo è quello che colpisce da questi imprenditori, la voglia insomma di mettere alle spalle le vicende drammatiche e ripartire, e quindi bene così da un certo punto di vista. Adesso ancora la cronaca, torniamo a Padova perché ha colpito la compagna a pugni, l'ha minacciata con le forbici, la donna è riuscita a scappare, a dare l'allarme, e così un 51enne padovano è stato bloccato dagli agenti delle volanti ed è stato allontanato da casa. Presa a pugni in testa dal compagno, poi minacciata con le forbici, e la violenta aggressione subita da una donna che fortunatamente è riuscita a scappare ed allertare la polizia. La volante è arrivata in zona Guizza a Padova lunedì sera dopo la chiamata della 49enne che era riuscita ad uscire dalla sua abitazione e a mettersi in salvo. La donna agitata e sotto shock è stata subito soccorsa dai poliziotti, ai quali ha raccontato cosa aveva appena subito. Pochi minuti prima il compagno, durante una lite violenta, infastidito da una risposta della donna, aveva cominciato a colpirla con dei pugni alla testa. Poi l'uomo ha preso le forbici e l'ha minacciata di conficcargliele in testa. La 49enne, approfittando di un momento di distrazione, temendo per la sua incolumità, è riuscita a scappare di casa, ad uscire in strada per chiamare la polizia. Anche il convivente era uscito a cercarla, ma lei non si era fatta trovare. Gli agenti, viste la gravità delle percosse e delle minacce, non appena l'uomo è rientrato in casa, lo hanno portato in questura per gli accertamenti, mentre la 49enne è stata portata in pronto soccorso e curata. È emerso che il 51enne era già stato destinatario di 2 provvedimenti di ammonimento del questore di Padova per violenza domestica, adottati nel maggio e nel giugno del 2025. Vista la gravità delle minacce e la violenza dell'aggressione, il pubblico ministero ha disposto per lui la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Al 51enne è stato anche notificato il divieto di avvicinarsi alla donna e di contattarla in qualunque modo. Ancora cronaca, andiamo a Vicenza, dove un pensionato di Piovene Rocchette si è ustionato in maniera non grave nel rogo della sua baracca. Stava preparando da mangiare per gli animali da cortile, lo stava facendo su una stufa e poi è successo qualcosa. Stava preparando il pastone per i suoi animali da cortile quando una scintilla ha innescato l'incendio accidentale che ha avvolto la baracca in cui si trovava il pensionato Arturo Danzo. Il rogo è scoppiato questa mattina intorno alle 10 a Piovene Rocchette in via della Pace, in un appezzamento di terra non lontano dal cimitero. Nel tentativo di mettere in salvo anatre, ne sono morte 6 galline, l'80enne si è procurato ustioni alle mani. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Nel giro di un paio di giorni tornerà a casa dall'ospedale di Sant'Orso. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno visto le volute di fumo e hanno informato i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono stati i pompieri di Bassano a spegnere l'incendio. Danzo si reca nell'appezzamento di terra ogni giorno, come racconta la figlia Giada. Tutte le mattine perché ha le galline, la sua passione è la terra. Torniamo in Friuli Venezia Giulia perché un triestino di 32 anni con precedenti di polizia e agli arresti domiciliari è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo d'arma. Perché? Perché questo signore è entrato in tribunale nascondendo un coltello. È entrato in tribunale con un coltello nascosto nel marsupio. L'uomo però è stato individuato e disarmato. È successo nella tarda mattinata di ieri, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. Non era ancora mezzogiorno quando un triestino di 32 anni, con precedenti di polizia e agli arresti domiciliari, si è presentato all'ingresso principale del Palazzo di Giustizia perché atteso a un'udienza. Come da rito ha dovuto mettere gli effetti personali sul rullo che fa passare gli oggetti sotto lo scanner e poi attraversare il metal detector. Appena passato, gli addetti alla vigilanza non hanno potuto non notare l'elemento sospetto e infatti dentro al marsupio il 32enne custodiva un coltello a lama lunga. Subito sono stati allertati i carabinieri, quelli già in servizio in procura. I militari dell'Arma hanno individuato il giovane e sequestrato il coltello. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di via Ermet che ha portato il 32enne in caserma. L'uomo è stato denunciato per porto abusivo d'arma.
Altro tema di grande attualità, la siccità, ce ne occuperemo tra poco, apriremo una pagina proprio dedicata a questo tema che, ripeto, è molto sentito e potrebbe avere conseguenze anche pesanti per il nostro nord-est. La cronaca, allora stiamo un po' girando in lungo e in largo per le province della nostra regione, proprio per diciamo, raccontarvi quello che accade. Adesso vi raccontiamo che ha un volto il ladro che a Vigonza ha rubato le donazioni raccolte durante la festa della Proloco per la Città della Speranza, la Fondazione Città della Speranza, che sapete si occupa di ricerca pediatrica, insomma, per le malattie soprattutto quelle oncologiche. Il gesto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, adesso tutto è nelle mani dei carabinieri. Era entrato nel comune di Vigonza a bordo di quest'auto. Lui è un cittadino straniero che vive in un'altra regione. A riprenderlo una delle telecamere ai varchi del territorio che domenica sera ha continuato a seguirlo fino a quando, avvicinatosi al furgone di servizio parcheggiato dalla Proloco in piazza Zanella, si è impossessato dei fondi raccolti durante la 3 giorni di festa di estate al borgo, rubando 2.400 euro di incasso destinati alla Fondazione Città della Speranza. Le immagini ci sono, il ladro è stato individuato, tutto adesso è nelle mani dei carabinieri. È un atto veramente ignobile, io non avrei altri termini per definirlo, però ha fatto emergere due elementi importanti. Da una parte l'efficienza del sistema di videosorveglianza comunale, dall'altra una gara di solidarietà che nessuno si aspettava, ma che in poche ore, sia online sia tramite degli imprenditori che vogliono rimanere anonimi, consentirà alla Proloco di recuperare quanto gli è stato rubato. La raccolta fondi è scattata e per fortuna durante la festa era attivo il bancomat. Nel frattempo il primo cittadino racconta il lavoro fatto da subito dagli agenti della polizia locale che hanno esaminato le telecamere dopo il fatto. Dai varchi di lettura targa che hanno individuato dove e quando è entrato sul territorio, alle telecamere di contesto che hanno ripreso le varie fasi dall'avvicinamento a proprio il momento del furto, fino a poi gli altri varchi di lettura targa che hanno individuato e fotografato il soggetto quando scappava e quindi quando lasciava il territorio di Vigonza. Questo è veramente importante perché fino a 3 anni fa non sarebbe stato possibile. Grazie alla nuova centrale operativa e al nuovo sistema di videosorveglianza che abbiamo fatto, oggi abbiamo questi dati. In attesa dell'esito delle indagini, intanto l'auto è stata schedata ed è finita nella lista nera del sistema di lettura targhe. Noi abbiamo una cosiddetta blacklist dove inseriamo le targhe dei soggetti che sono stati fermati per dei reati nel comune, anche se non sono stati condannati, ma dei soggetti che sono indiziati di reati, e quando quest'auto entra nel territorio scatta l'allert nella centrale operativa dei vigili e anche dei carabinieri. E allora abbiamo anche svelato come è organizzata la viabilità, il controllo della viabilità nel comune di Vigonza. Poi altri comuni però ovviamente avranno sicuramente le stesse modalità tecniche e operative legate ai controlli della Polizia Municipale, quindi grazie per questo servizio ai nostri colleghi di Padova. Adesso andiamo a Venezia perché le truffe agli anziani sono uno dei reati più difficili da estirpare. Il commento arriva e questa definizione arriva direttamente dal questore di Venezia, che lancia un nuovo progetto di sensibilizzazione con un video che sarà proiettato ovunque. Pronto? Buongiorno, sono la dottoressa Grandi, chiamo dal pronto soccorso. Lei è il signor Mario Rossi, padre di Luigi? Sì, sono io. Mi dica, cos'è successo? Suo figlio è qui in ospedale, ha avuto un incidente col barchino. Inizia così il video autoprodotto dalla Questura di Venezia con poliziotti ed ex personale per comunicare in modo efficace, soprattutto agli anziani, di fare attenzione alle truffe. Ti dico sempre di andare piano, mi dica, ma come sta? Non è cosciente, dobbiamo operarlo urgentemente. Però l'operazione a pagamento serve subito un acconto di 3.000 euro. 3.000 euro? Ma dove li trovo questi soldi? Non li ho tutti questi soldi in casa.
dei gioielli in casa? Sì, ho un po' di soldi e i gioielli di mia moglie, non ho altro. Va benissimo, passo a prenderli subito. Un video semplice ed efficace che sarà mostrato a ripetizione negli uffici della questura, all'ingresso dei commissariati, ma anche nei centri commerciali e nei luoghi più frequentati. Sono 44 le truffe messe in atto da inizio anno, 32 a Mestre, 12 in centro storico. Quello delle truffe agli anziani, evidenzia poi il questore, è tra i reati più difficili da estirpare. Tutti o quasi tutti i reati sono in calo. Quello delle truffe è più difficile da debellare, anzi stanno aumentando forse e quindi bisogna attrezzarci con tutti gli strumenti che abbiamo, che sono strumenti sicuramente investigativi, ma molto lo deve fare la prevenzione. E in quest'ambito, spiega il questore, c'è anche l'attività divulgativa e di informazione, come la diffusione di questo video. Quando un anziano viene truffato non c'è solo il danno economico che lo colpisce, ma anche quello emotivo. Per questo bisogna prestare la massima attenzione per far fronte a questi abili truffatori che, evidenzia Sbordone, sono per la maggior parte campani. Non è facile quando ti prende il panico fermarti e fare la verifica, perché se ti chiama qualcuno o addirittura ti chiama con la voce di tuo figlio, perché anche questo si riesce a fare, e ti dice che stai in ospedale o qualcun altro ti riferisce che tuo figlio sta in ospedale e purtroppo spesso vai in ansia, vai nel panico e quindi la verifica non la fai. La verifica e anche, diciamo, l'approfondimento con le forze di polizia invece andrebbe fatto sempre. Ecco, questo è quello che mi viene di dire, perché un altro accorgimento che trancerebbe ogni pericolo sarebbe quello di attaccare la cornetta, insomma. Ma io mi rendo conto che questo è ancora più difficile, perché un genitore non può restare poi col dubbio che quella telefonata fosse vera. Quindi ecco, fare delle verifiche è la prima cosa che mi viene da dire, non fare entrare mai in casa degli estranei. Ed ora, tema quindi attualissimo, questo delle truffe agli anziani, bene fa il questore di Venezia a intervenire e insomma a lanciare anche una campagna di sensibilizzazione, come abbiamo visto. Dicevo che la cronaca racconta anche purtroppo di infortuni sul lavoro e infatti andiamo in provincia di Treviso per l'infortunio che è accaduto in un cantiere, vittima un 57enne di Godega Sant'Urbano che è stato schiacciato da un rullo compattatore. Vediamo. Mettevano i loro macchinari, il deposito del materiale così, ma adesso avevano finito, dovevano finire di mettere a posto, insomma. Schiacciato da un rullo compattatore per l'asfalto, non sarebbe in pericolo di vita, ma resta in prognosi riservata al 57enne titolare di un'impresa di scavi e movimento terra. Le cause del ribaltamento ancora al vaglio degli inquirenti. L'incidente in un terreno di proprietà di un residente utilizzato dall'impresa di scavi che da mesi lavorava nella piccola frazione incastronata nelle colline di Sarmede, in via Guicilio da Montanara a Borgo Marin. Avevano finito di lavorare alla rete fognaria nell'ambito di un cantiere di Piave Servizi e del comune di Sarmede per la riqualificazione della piazzetta della frazione del borgo e stavano sistemando i macchinari e il terreno utilizzato per il loro deposito. L'imprenditore, dalle prime ricostruzioni, pare sia caduto dal terreno mentre era a bordo del mezzo, ha sbattuto la testa ed è rimasto schiacciato. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Erano qua, sì, quando sono venuta a vedere, però non so come è successo veramente. Il 57enne è stato soccorso da medici e infermieri del SUEM 118 e trasportato in elicottero all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata. Intervenuti sul luogo dell'incidente gli ispettori del nucleo Spisal dell'ULSS 2 e i carabinieri. Allora, adesso la cronaca, sempre cronaca, sempre notizie che arrivano dal nostro nord-est, abbiamo un po' spaziato e adesso andiamo a sentire cosa ci ha raccontato Chiara Gaiani su un'indagine della Guardia di Finanza di Padova, perché alla fine insomma sono arrivati provvedimenti pesanti con spaccio di droga, soldi riciclati che venivano riciclati in 2, pensate, lavanderie self-service, e allora il titolare di questi 2 negozi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza insieme ad
altre 13 persone. In poco più di 2 anni sono stati sequestrati oltre 160 kg di droga, quindi un'indagine abbastanza lunga che però adesso diciamo, è arrivata all'epilogo. Era socio e amministratore unico di una società che gestiva 2 lavanderie self-service, il tunisino arrestato dalla Guardia di Finanza di Padova nell'ambito di un'indagine che in 2 anni ha portato all'arresto di 14 persone, 17 quelle denunciate, e al sequestro di fiumi di droga, 162 kg in totale tra cocaina, eroina e hashish, a cui si sono aggiunte anche 2 pistole, una katana, un taser e 120.000 euro in contanti. Un'operazione condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Padova a partire dal 2024. Dall'osservazione dei singoli pusher che si muovevano a Padova città, tra i quartieri Arcella, Guizza e Chiesa Nuova, e poi tra Abano Terme, Monselice e Selvazzano, i militari hanno ricostruito la rete di spacciatori che faceva capo al tunisino, che gestiva 2 lavanderie a gettoni in città per riciclare il denaro provento dello spaccio. Si trattava di una struttura ben ramificata sul territorio e quindi anche le comunicazioni tra i soggetti erano ridotte al minimo, quindi era necessario seguire queste persone, osservarne i movimenti per poter poi risalire ai vertici. Regolare in Italia, l'uomo è stato arrestato a giugno 2025 con 3 kg di cocaina e 15.000 euro in contanti. Da lui le fiamme gialle sono risalite alla società e al conto corrente bancario, dove sono stati notati flussi anomali di denaro contante. Facendo gli accertamenti, gli approfondimenti finanziari, abbiamo visto che si trattava di un conto corrente aziendale, certo, che però veniva utilizzato appunto anche per versare i proventi illeciti, quindi confonderli con quelli leciti, ovviamente per ostacolarne la riconducibilità al reato di traffico di stupefacenti. Un'operazione classica di riciclaggio, in questo caso di autoriciclaggio, perché era lo stesso soggetto che commetteva il reato presupposto a reinvestire queste somme. Con i soldi versati nel conto, il tunisino aveva acquistato un appartamento, un locale commerciale, un box, un SUV e una moto che sono stati tutti sottoposti a sequestro. Torniamo subito alla cronaca con i nostri servizi. Volevo mostrarvi qualche pagina di quotidiani o comunque insomma di giornali, in questo caso online, però a partire dal Corriere del Veneto che si occupa del tema del caldo in apertura con l'estate rovente. Verona e Venezia da bollino rosso, sono tante le città con bollino rosso oggi, se non sbaglio 17 e fino al 2 o 3 luglio è previsto questo caldo con temperature di 12-13 gradi al di sopra della media. Verona e Venezia da bollino rosso, scatta l'allarme idrico, necessario usare gli invasi montani un mese prima, quindi adesso c'è anche questa situazione da gestire. Poi sempre legate al caldo, altre 2 notizie, come vedete, caldo e allenamento, il medico dello sport, c'è troppa afa per correre, il cuore non regge, attenzione, quindi è un suggerimento molto importante questo. E poi Conegliano tagliava l'erba sotto il sole a 78 anni, finisce in rianimazione con la febbre a 41, quindi altro motivo per rimanere in casa nelle ore più calde. Ultima notizia che vi leggo, omicidio Chiara Guerra, l'autopsia, il nodo dell'ora e del numero delle coltellate. Questa è una vicenda che insomma ha tenuto un po' tutti con il fiato sospeso nei giorni scorsi. La Repubblica, quindi quotidiano nazionale, notizie nazionali in questo caso, una rivelazione con Rutte che dice: dalle basi in Italia decollati 500 aerei degli Stati Uniti per supportare l'attacco in Iran, e dire che Donald Trump insomma, ha accusato l'Italia di non aver concesso le basi. Chissà cos'è successo veramente. Intanto Trump crolla nei sondaggi, il Senato lo sfida. E poi l'ingorgo di Hormuz con l'operazione dell'ONU per evacuare 11.000 marittimi. Altra e ultima notizia che vi leggo, Alemanno che esce dal carcere dopo 1 anno e mezzo, l'ex sindaco di Roma. Farò politica con Vannacci. Chiudiamo con il Mattino di Padova che apre con l'edizione online con il giallo ad Abaro. Ne abbiamo parlato in apertura di Focus TG con la nostra Chiara Gaiani. L'ipotesi del tentato omicidio, caos in casa,
ma senza scasso, lei in fin di vita, lui con il volto graffiato, giallo, l'ipotesi di una lite coniugale degenerata, ma insomma prima in diretta proprio da Abano Terme Chiara Gaiani ci diceva che insomma è un po' tutto da definire e ci sono indagini molto approfondite in corso. Anche ieri il reparto scientifico dei Carabinieri è rimasto fino a tarda sera all'interno della villetta. E adesso andiamo nel veneziano, dove una giovane modella ha guadagnato in pochi anni oltre 400.000 euro pubblicando dei video sulle piattaforme per adulti, ma è stata scoperta dalla Guardia di Finanza perché in realtà questi circa 400.000 euro non li ha dichiarati. 422.000 euro. Tanto avrebbe guadagnato una giovane modella non ancora trentenne, originaria dell'Est Europa ma residente a Mestre da anni, creando contenuti digitali sulle più note piattaforme di intrattenimento per adulti, tra cui OnlyFans, senza però dichiararli. Una fiorente attività scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza di Venezia. Dalla sua abitazione di Mestre si filmava e vendeva i contenuti sulle più famose piattaforme web di intrattenimento per adulti. Parliamo, come ha detto lei, di ingenti somme, oltre 400.000 euro che ha guadagnato, visto che si era riuscita anche a conquistare 350.000 followers e oltre 73 milioni di visualizzazioni, quindi numeri davvero importanti. Le indagini sono partite nei primi mesi del 2026 dalle fiamme gialle del secondo nucleo operativo metropolitano. Siamo riusciti a ricostruire questo volume d'affari molto consistente anche attraverso la collaborazione di stati stranieri ove hanno sede le piattaforme digitali di intrattenimento per adulti su cui lei faceva affidamento. È stato quindi possibile quantificare la cifra non dichiarata che sarebbe stata accumulata a partire dal 2021. Come molti content creator, utilizzava anche i social come Instagram e TikTok. Si promuoveva sui canali social aperti a tutti e poi dava la possibilità di visualizzare questi suoi filmati su queste piattaforme digitali di intrattenimento per adulti. Cosa accadrà ora? Lei dovrà innanzitutto pagare quello che non ha pagato, visto che tutti questi guadagni erano in nero, quindi parliamo di un'evasione di oltre 150.000 euro e in più le è stata attribuita anche la partita IVA come influencer marketing, per cui da oggi lei, se vorrà continuare a esercitare questa attività, lo dovrà fare rispettando gli obblighi fiscali previsti dalla legge. Alla ragazza è stata anche applicata la cosiddetta tassa etica prevista a carico dei soggetti che producono e vendono materiale pornografico. Eccoci tornati in studio per uscire dallo studio e andare a Cittadella, dove c'è la sede del consorzio di bonifica Brenta. Apriamo questa pagina un po' dedicata alla siccità, al caldo, insomma ai potenziali problemi che possono esserci anche per la rete idrica, e quindi raggiungiamo idealmente Monica Smiderle e Federico Cibotto, che sono lì per noi. C'è stato un incontro proprio del consorzio per, immagino, spiegare i provvedimenti che prenderanno. Ti chiedo innanzitutto, Monica, se c'è da preoccuparsi, insomma, se avete l'impressione che la situazione sia delicata, ecco, mettiamola così. Buongiorno a te Federico, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come dicevi, si è appena conclusa la conferenza stampa qui nella sede di Cittadella del consorzio di bonifica Brenta. Ti rispondo sì, la situazione è preoccupante, c'è una portata del Brenta che oscilla in modo preoccupante, c'è anche un intervento di queste ore con l'ok da parte della Regione per svasare la diga del Corlo, ma insomma una falda che si abbassa, una situazione che il presidente del consorzio di bonifica Brenta, Martino Cerantola, definisce critica. Sì, diciamo che siamo in una situazione effettivamente critica, anche perché corrisponde con il pieno dell'irrigazione, visto e considerato che la stagione è in 15 giorni anticipata per quello che riguarda la stagione agraria, e di conseguenza è il momento dove ci vuole necessità di utilizzo del più acqua possibile.
Con noi c'è anche il direttore del consorzio, l'ingegnere Umberto Niceforo. Spieghiamo qual è la situazione utilizzando anche i numeri che ci danno il polso della situazione attuale. Sì, è ormai da 10 giorni che il Brenta è calato notevolmente come portata e il tema anche che si sta evidenziando è che questi cali sono sempre più repentini rispetto al passato. Cioè, in passato, forse perché c'era la neve, c'erano i ghiacciai, queste situazioni erano molto più graduali. Quest'anno abbiamo visto proprio che in pochi giorni la situazione è precipitata, quindi abbiamo cercato di gestire con la meno acqua che c'era la situazione in campo irriguo con grossi sacrifici, dopodiché abbiamo chiesto alla Regione di poter anticipare lo svaso del lago del Corlo che normalmente si fa dal 1° luglio di ogni anno in base ai rapporti storici che abbiamo con l'Enel e ci è stato concesso, quindi da quel momento abbiamo preso un po' di sollievo, anche perché lunedì sera c'è stata una pioggia che non è stata enorme ma ci ha dato anche quella un po' di respiro, quindi monitoriamo la situazione giorno per giorno, quasi direi ora per ora, cercando di monitorarla al massimo, di risparmiare l'acqua, perché è vero che poi ci sarà la riserva dal 1° luglio in poi del Corlo, ma dovremo farcela bastare per tutta l'estate ed è un'estate che si preannuncia molto calda, insomma i meteorologi ne hanno già ben parlato, insomma con temperature altissime, e quindi sicuramente dovremo vedere se fare anche altre operazioni oltre questa, cioè eventualmente, come è stato fatto nel 2022, allungare i turni irrigui ad esempio, in modo da spartire l'acqua e farla durare il più possibile. Che è un provvedimento già in atto in alcune zone che sono gestite dal Consorzio di Bonifica. Sì, abbiamo già da lunedì 22, dove abbiamo fatto l'incontro con tutto lo staff che segue la parte irrigua, abbiamo comunque deciso nella parte bassa della Contarina del partire con la turnazione, perché siccome il territorio del Brenta è un territorio lungo, con difficoltà arriva l'acqua alla fine, di conseguenza abbiamo allungato i turni in quella zona. Però teniamo monitorato anche la situazione a monte, perché non è detto che i prossimi giorni si debba intervenire, appunto in previsione di avere la disponibilità dell'acqua per tutta l'estate. Attualmente la Regione ha concesso uno svasamento di 4 metri cubi di acqua al secondo dalla diga del Corlo. Dal 1° luglio sarà possibile aumentare questa quantità, ma la riserva a disposizione non è infinita. No, noi per contratto, accordi, abbiamo la possibilità di svasare il 50% dell'acqua presente nel lago del Corlo. Quindi quanto? 20 milioni di metri cubi, e se consideriamo che a regime, se non ci fosse acqua sufficiente nel Brenta e dobbiamo utilizzare tutta quella del Corlo, in 20 giorni termineremo la disponibilità, per cui ci deve essere una forte attenzione, e c'è da parte del Consorzio, nel monitorare e nel gestire effettivamente la quantità a seconda delle necessità. Ingegnere, è una situazione sicuramente delicata, voi monitorate e decidete di settimana in settimana come muovervi. Sì, direi quasi ogni giorno decidiamo, perché come dicevo prima le mutazioni sono veramente repentine e possono cambiare da un giorno all'altro. Abbiamo una squadra che da anni segue questa partita con i sorveglianti, con i tecnici, quindi siamo abituati, abbiamo avuto altre esperienze anche recenti. Non si pensava che dopo 4 anni si ripetesse il 2022, e questo è un ulteriore segno del cambiamento climatico che è preoccupante e richiede anche dei ragionamenti anche in prospettiva, perché se questa situazione continuerà a ripetersi bisogna prendere anche altri provvedimenti. Presidente, concludiamo con un appello a tutti, no? L'acqua è una risorsa preziosa e va gestita con attenzione e intelligenza. Assolutamente sì, la volontà è quella di coinvolgere effettivamente tutti gli utenti nell'utilizzo e nell'attenzione effettivamente dell'uso dell'acqua, sapendo che è indispensabile per creare e fare un cibo di alta qualità. Io ringrazio il Presidente del Consorzio di Bonifica Brenta Martino Cerantola, ringrazio il Direttore, l'Ingegnere Umberto Niceforo. Federico, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie Monica, siete stati molto chiari, grazie anche a Federico Cibotto che ti ha aiutato sul piano tecnico, e grazie ai tuoi ospiti naturalmente. Una pagina, quella della siccità, che teniamo aperta perché abbiamo altri servizi da mostrarvi sull'argomento, ma lo facciamo tra un paio di minuti.
Bentornati a Focus TG, siamo insieme dalle 12, adesso sono esattamente le 13.01 o l'1 più un minuto, insomma come preferite, staremo insieme ancora una mezz'ora e abbiamo aperto questa pagina dedicata al caldo, alla siccità, insomma a queste temperature torride, collegandoci con Cittadella per sentire le preoccupazioni del Consorzio di Bonifica Brenta proprio su questo tema, quello delle acque soprattutto, però non c'è solo quello, perché c'è anche, dicevo, il caldo, ci sono i blackout legati appunto alle temperature troppo elevate, insomma vari livelli di preoccupazione, tra cui quello del fiume Bacchiglione. Il problema è legato anche qui alla siccità e c'è un tema che magari non molti conoscono, ma che si rischia di dover ricorrere alle riserve accumulate negli invasi montani troppo presto, troppo in anticipo, e questo è uno degli interventi che la Regione Veneto sta pensando per garantire la disponibilità dell'acqua e anche mantenere l'equilibrio dei fiumi. L'assessore regionale che si occupa di questo è Elisa Venturini. La Regione del Veneto, insieme ad ARPAV, a Genio Civile e ai consorzi di bonifica, sta valutando le misure preventive che possono essere adottate per preservare le riserve idriche. Tra queste c'è il ricorso all'uso dell'acqua accumulata negli invasi montani. Di solito però questo si fa a luglio. Ecco che se non ci saranno precipitazioni significative nei prossimi giorni, ci sono gli avvisagli di una crisi idrica. Lancia l'allarme l'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini. L'acqua nell'Adige e nel Bacchiglione scarseggia, l'utilizzo dei bacini montani è un'opzione che si sta valutando per tutelare anche le città di pianura come Padova, dove l'acqua del piovego è sfruttata per il raffreddamento del termovalorizzatore. Noi invitiamo i nostri agricoltori soprattutto a adoperare l'acqua in maniera parsimoniosa e di non sprecarla in maniera assoluta, perché non è detto che acqua ce ne sia per sempre in tutti i casi. Ecco, siamo alla possibilità di un razionamento? Beh, sicuramente se va avanti in questa maniera nelle prossime settimane faremo delle turnazioni per quanto riguarda l'acqua. Non siamo ancora ai livelli idrici del 2022, l'anno della grande siccità, ma la direzione sembra questa. I consorzi nel breve termine cercano di trovare soluzioni. Ci sono delle azioni che stiamo facendo nel breve periodo, ovvero quelle di cercare di razionalizzare la poca risorsa che abbiamo, tenere efficientata la rete attraverso lo sfalcio dell'erba, per cui permettendo quella poca acqua che è nei canali, permettendo appunto un deflusso regolare senza impedimenti. È sul lungo termine però che si lavora, con oltre 200 milioni di progetti che permetterebbero di avere una gestione più efficiente di una risorsa così preziosa. Da Chioggia, dove si sta efficientando la rete irrigua, a Dolo nel Veneziano, dove è stata potenziata l'area umida ampliandone la grandezza. Sono molti i progetti in campo, come quello del bacino dei Colli Euganei. La stiamo progettando ed è stato anche parzialmente finanziato questo progetto, dove si andranno a realizzare degli invasi multiobiettivo, per cui invasi che servono alla laminazione delle piene, ma anche come stoccaggio di acqua ad uso irriguo, acqua appunto che ha una funzione ambientale, perché ci troviamo all'interno del Parco dei Colli Euganei, per cui consideriamo appunto l'ambiente dove ci troviamo, e anche funzione antincendio. Il nodo idraulico del Bassanello permette di rifornire acqua garantendo la salubrità anche ai canali interni della città. Attraverso delle manovre appunto puntuali e immettendo portata supplettiva dobbiamo far sì che questi canali non vadano in secca, mantenendo sempre un deflusso minimo per evitare appunto che questi canali vadano in secca. Tutto chiaro, purtroppo la situazione non è così florida, ce l'ha spiegato Francesco Rattai nel suo servizio. Adesso andiamo a Bassano perché Nancy Galdi invece ci racconta di una moria di pesce a Carmignano di Brenta, successo nei giorni scorsi lungo la Roggia Contarina. Non è però colpa della calura estiva, cerchiamo di capire meglio cosa è accaduto allora. Un pescatore passando per la Roggia, vicino alla Roggia Molina, ha notato sta moria di pesci e mi ha avvisato.
Sono venuto sul posto e mi sono accorto che l'acqua era quasi totalmente asciutta. C'era un rigagnolo di acqua, pochissima, e c'era centinaia di pesci morti. Centinaia di pesci morti nel giro di poche ore, per un totale di quasi 50 kg di carcasse recuperate dal fondo della Roggia Molina Contarina, il corso d'acqua che attraversa Carmignano di Brenta e Piazzola sul Brenta. A far pulizia un gruppo di volontari dell'Associazione di Pesca Sportiva La Sorgente. Hanno riempito ben 14 sacchi di fauna ittica priva di vita. Ho avvisato il presidente della Sorgente Fasolo Stive, è venuto su con un gruppo di guardie volontarie per fare i prelievi. Abbiamo prelevato 50-60 kg di pesce, siamo intervenuti a domenica mattina, abbiamo chiamato il consorzio, una roba l'altra, e ora nella giornata di domenica abbiamo recuperato il pesce che si vede camminando lungo il corso d'acqua di Val Margherita, tanto per non dare la possibilità che la gente passava, tutti telefonavano per sta moriva. Ultimo chilometro fino alla statale Postino 53. Abbiamo recuperato cavedini, truttine, Barbie. Ora si cerca di fare chiarezza sulle cause di questo disastro ecologico. C'è chi punta il dito contro possibili episodi di inquinamento legati alle attività produttive della zona e chi invece collega l'accaduto alle manovre idrauliche per la stagione irrigua. La Roggia nasce infatti più a nord, in località Camazzole, dove c'è una centrale idroelettrica. Fatalità, proprio nel giorno della segnalazione le paratoie erano chiuse, la turbina ferma e l'acqua deviata verso i canali irrigui destinati ai campi. E quindi non è detto che sia il caldo, anzi pare che non lo sia, però potrebbe essere il controllo, la gestione dei flussi dei canali di quella zona. Adesso, sempre per il caldo, andiamo a Venezia dove c'è un piano caldo, quasi tutti i comuni lo hanno e insomma viene attivato dalle amministrazioni per proteggere le persone più fragili. I bambini dell'asilo Nido Ciliegio di Venezia, ad esempio, trascorrono le giornate in un sottotetto con temperature sopra i 30 gradi, la denuncia dei genitori che da una decina d'anni chiedono una soluzione al comune. Ieri abbiamo registrato in sezione 31 gradi, i bambini erano sudati, affaticati, innervositi, il personale docente e non docente era veramente stremato perché il lavoro, come sapete, insomma, non è semplice. Considerate che nella sezione dei Divezzi sono 28 bambini e sono in un sottotetto. A Venezia 28 bambini di età compresa tra i 5 mesi e i 3 anni trascorrono parte delle loro giornate in un sottotetto con temperature sopra i 30 gradi. È la situazione denunciata dai genitori dell'asilo Nido Ciliegio di Castello, che raccontano di aver segnalato più volte il problema al comune senza aver ancora ottenuto una soluzione. La consigliera Dem Monica Sambo ha intenzione di portare il tema in regione, chiedendo un monitoraggio serio e puntuale di nidi, scuole dell'infanzia e strutture educative durante il caldo estremo. Viene segnalato anche nelle stesse locandine del comune che a rischio sono soprattutto gli over 75 e gli under 4, quindi bambini sotto i 4 anni, eppure proprio nei nidi comunali e nelle scuole dell'infanzia comunali abbiamo situazioni dove ci sono 30, 31, 32 gradi al quale sono sottoposti i bambini. Problema che segnaliamo ormai da 10 anni e che è inaccettabile. All'asilo Nido Il Ciliegio di Castello, intanto, l'unica contromisura adottata finora è stata l'arrivo di un condizionatore portatile che si è rivelato però insufficiente a risolvere il problema. Sono state scritte numerose comunicazioni agli organi competenti senza mai avere risposto o avere risposte molto vaghe, molto frustranti, come la comunicazione è stata passata all'ufficio di competenza. Di fatto quest'anno ci siamo rimosse ancora alla fine dell'anno scorso, perché la criticità del caldo è presente già dal mese di maggio ormai, quindi in dicembre abbiamo iniziato a scrivere settimanalmente, sempre con queste risposte vaghe. Siamo riusciti però ad ottenere un sopralluogo in marzo, questo ci aveva lasciato ben sperare, ma non è accaduto nulla. Ai genitori sarebbe stato anche detto che tanto la struttura chiude tra una settimana. Secondo i genitori sarebbe allora l'occasione giusta per cominciare i lavori per installare un impianto di aria condizionata. Più in generale, poi, visto dall'opposizione, è proprio tutto il cosiddetto piano caldo del Comune di Venezia ad essere messo in discussione, sostanzialmente perché, sostiene Monica Sambo, il Comune di Venezia in realtà non ha un piano caldo. Dicono che si può andare gratuitamente nei musei del Comune, ma di fatto quelli sono già accessibili, così come le biblioteche, gratuitamente tutto l'anno, quindi non è una novità. E anche altre realtà come centri civici o
altre strutture aperte, in realtà sono aperte solo alcuni giorni, solo in alcuni orari o addirittura chiusi ad agosto, quando in realtà il problema sarà ancora più grave. Secondo Sambo, di fronte ad estati sempre più calde servirebbero presidi climatizzati in ogni municipalità, orari coerenti con le fasce di maggiore rischio, trasporti accessibili, più verde urbano e investimenti strutturali. E pensate che con il caldo possono addirittura fondere i cavi dell'elettricità dei condizionatori. Adesso andiamo a Marostica, dove questi blackout veramente sono così diffusi e hanno costretto l'amministrazione a installare dei generatori di corrente. L'ondata di caldo non molla la presa sulla pedemontana, eppure le linee elettriche iniziano ad andare in tilt. È accaduto anche a Marostica, dove ci sono stati blackout a macchia di leopardo nella zona compresa fra il centro storico e la Gasparona. Interessate case e aziende di Corso della Ceramica e delle vie Galilei, Marconi e Volta, dove la corrente è saltata già nella giornata di lunedì. A causare questa interruzione sarebbe stata la richiesta altissima di energia a causa del caldo, che ha creato problemi di sovraccarico tanto da far colare letteralmente i cavi sotterranei. Per garantire l'erogazione dell'elettricità sono stati installati maxi generatori che hanno lavorato fino alla tarda mattinata di oggi, quando in seguito alla sostituzione dei cavi la situazione è tornata alla normalità. 13 e 12 minuti, ci fermiamo ancora per un attimo, abbiamo affrontato questa ampia pagina legata alla siccità e al caldo, adesso volteremo, cambieremo argomento, lo facciamo tra un paio di minuti. e 15, Focus TG, ancora un quarto d'ora da trascorrere insieme, ma notizie ce ne sono ancora e molte, quindi andiamo subito a Treviso perché ci sono i primi laureati del corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Università di Padova nella sede di Treviso. Signora Martina Girardini, la Commissione ha valutato la sua tesi di laurea, il curriculum di studi e attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Martina Giraldina è la prima laureata al corso di medicina e chirurgia dell'Università di Padova nella sede di Treviso. Un'emozione resa ancora più forte dalla giornata definita da tutti storica. Oggi voi siete i primi. Le prime e i primi a laurearsi qui a Treviso, a dare forma concreta a questo progetto, a contribuire a costruire un legame tra università e territorio che continuerà a crescere nel tempo. Lei, insieme ad altri 11 laureandi, ha discusso la tesi nella splendida cornice di Santa Caterina nella prima sessione di laurea che proclamerà nel corso della settimana 35 nuovi dottori. Sono stati 6 lunghi anni, complicati, però mi hanno dato tante soddisfazioni. E tutto lo sforzo è stato ripagato. Una scommessa nata 7 anni fa, quando gli iscritti erano 60. Lo abbiamo fatto in un momento non facilissimo perché eravamo in pieno Covid, per cui tutto l'accreditamento anche ministeriale è avvenuto in maniera un po' peculiare, e poi finalmente siamo partiti e oggi con orgoglio abbiamo i primi laureati, o meglio oggi le prime laureate in medicina e chirurgia qui nella nostra sede di Treviso. E questi sono i primi ragazzi e soprattutto le prime ragazze, sono il 75% delle laureande che hanno fatto il corso di laurea completamente a Treviso, e questo ci dà un grande onore. Strategica e vincente la decisione di portare sul territorio a Treviso il corso di medicina e chirurgia. Favorisce naturalmente l'accesso agli studi, ma anche favorisce l'idea che poi ci si possa incardinare in un territorio che si conosce, che si ama, per poi sviluppare la propria attività professionale. È importante avere l'Università di Padova qui a Treviso e diventa un bacino sul quale noi dobbiamo costruire il nostro futuro. Per Martina, che sogna un futuro in pediatria o endocrinologia e non esclude di continuare a lavorare al Cafoncello, e per tutti gli altri laureati inizia ora un nuovo percorso professionale e di vita. Che possiate essere medici competenti, certo, ma soprattutto medici capaci di fare la differenza nella vita delle persone. Grazie e congratulazioni a tutte.
Congratulazioni a questi neolaureati. Intanto però scoppia la polemica sull'arrivo a Venezia del mega yacht dell'ambasciatore statunitense. Secondo il laboratorio Morion, lo yacht, alto 30 metri e lungo quasi 120, dovrebbe attraccare alle Zattere durante il Redentore. Appello della parlamentare Zanella alla premier Meloni. Lo yacht da $500 miliardi dell'ambasciatore statunitense in Italia Tillman Joseph Fertitta sarebbe in arrivo a Venezia nei giorni del Redentore. Lo sostiene il laboratorio occupato Morion citando fonti interne ed anonime della Venice Terminal Passeggeri e aggiungendo che l'ambasciatore, considerato da Forbes il ristoratore più ricco del mondo con un patrimonio netto stimato tra gli 11 e i $14 miliardi, vorrebbe ormeggiare lungo la riva delle Zattere la sua imbarcazione da 5.300 tonnellate, alta 30 metri, con 3 piscine, 2 piste d'atterraggio per elicotteri e un'area dedicata al golf, occupando, conclude il Morion, uno degli spazi più simbolici della città in quei giorni e segnando così l'ennesimo strappo ad una festa che oramai di veneziano ha sempre meno. Il caso è subito approdato in Parlamento attraverso la deputata veneziana Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, che si è rivolta direttamente alla Presidente del Consiglio. La Presidente Giorgia Meloni chieda all'ambasciatore Fertitta, statunitense, molto professionale e anche disponibile, parole sue, di non venire in laguna con il suo yacht da $500 miliardi. Può benissimo godersi lo spettacolo del Redentore, i fuochi della notte del 18 luglio, senza provocare ulteriori danni alla già tanto fragile nostra laguna. Un anno fa il matrimonio da $30 milioni di Jeff Bezos era stato contestato come simbolo della trasformazione di Venezia in un grande set per eventi privati. Ma questa volta per il Morion non si tratta solo di un multimiliardario, simbolo degli squilibri economici del pianeta, ma anche di un braccio destro di Trump e della sua politica guerrafondaia. Al momento il Comune di Venezia preferisce non commentare. Un benvenuto all'ambasciatore americano arriva invece dall'Associazione Veneziana Albergatori. Non solo è un importante imprenditore, ricco sicuramente sì, con uno yacht molto bello come quelli che ci sono normalmente nel nostro bacino di San Marco, ma non sappiamo neppure se verrà per forza in uno dei nostri alberghi, forse resterà nello yacht, però anche noi come albergatori riteniamo che questa sia la presenza qualificata. Il direttore dell'AVA Daniele Minotto ricorda anche come il 20% degli ospiti delle strutture alberghiere veneziane siano statunitensi, spesso peraltro una delle clientele più facoltose. Deve essere ospitato correttamente come ospite illustre della città, come diplomatico e che rappresentante di quello che è il turismo che deve meritare Venezia. Anche quest'anno siamo sicuri, qualora non ci siano pareri contrari da parte delle autorità, sapremo accogliere nel modo corretto, nel modo migliore, un illustre ospite. Ora parliamo di politica e dell'incontro che ci sarà a Vicenza con il generale Roberto Vannacci. A presentare questo evento Alberto Filippi, l'imprenditore sequestrato dai rapinatori nella sua villa di Arcugnano. A Vicenza abbiamo preso il teatro di Vicenza. Ottimo. E con noi ci sarà anche il generale Vannacci. Molto bene. Tutto questo perché? Perché noi spingiamo moltissimo perché il 15 luglio Roggero non vada in carcere. È un'ipotesi estrema, un'ipotesi complicata, però ci battiamo perché Roggero non vada in carcere. Ci battiamo, ci dobbiamo ribellare. Con questo annuncio l'imprenditore vicentino Alberto Filippi intende rilanciare la discussione in città sul tema della legittima difesa. La sua terribile esperienza vissuta nella notte tra il 17 e il 18 aprile scorso riecheggia lo stato d'animo di chi, come lui, è stato aggredito, colpito a pugni, minacciato con una pistola da una banda di criminali che si era introdotta nella sua abitazione di Arcugnano, tenendo in ostaggio i familiari. Per questo Filippi esprime la solidarietà a Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo che nel 2021 uccise 2 rapinatori inseguendoli fuori dal negozio. Venne condannato in primo grado e poi in appello. Ora, il prossimo 15 luglio, Roggero attende il verdetto della Cassazione. Ha già risarcito le famiglie dei malviventi con 300.000 euro e rischia fino a 3,3 milioni. In uno Stato civile questo non è tollerabile. È giusto che i cittadini possano difendersi, anzi che i cittadini non solo possano, ma i cittadini che riescono devono
difendere le proprie cose e i propri cari. Per questo l'ex senatore leghista ha deciso di tornare in politica schierandosi con il generale Vannacci in Futuro Nazionale. Le leggi vanno cambiate per chi difende con le armi la propria vita, la propria famiglia e la proprietà, afferma. È intollerabile che ci siano 7 carabinieri per la provincia di Vicenza che hanno il compito di combattere le rapine, di combattere questo fenomeno. Però dopo, se c'è da fare un accesso fiscale, arrivano 14 della Guardia di Finanza alle 7:30 della mattina presso l'abitazione di un normalissimo imprenditore per vedere se ha fatto il bilancio corretto. Allora io dico, è giusto pagare le tasse devono essere pagate, però lo Stato deve innanzitutto fare lo Stato e dopo fare l'esattore. Parliamo di un processo adesso, quello per la morte di Giulio Regeni, la requisitoria del procuratore di Roma al processo con 4007 egiziani accusati di aver sequestrato il ricercatore di Fiumicello, quindi siamo in Friuli Venezia Giulia anche. Mostra segni di tortura. Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze. Dita rotte, bruciature di sigarette su tutto il corpo. Il 25 gennaio del 2016 Giulio Regeni fu privato non soltanto della libertà e della vita, fu privato della sua stessa condizione di essere umano, titolare di diritti, collocato in uno spazio in cui non esistevano più legge, controllo, difesa, limite. È uno dei passaggi più forti della requisitoria pronunciata oggi nell'aula bunker di Rebibbia dal procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel processo per la morte del ricercatore italiano avvenuta al Cairo 10 anni fa. Processo a carico di 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il giovane di Fiumicello. Ma vi è una seconda verità ancora più drammatica, ha aggiunto il rappresentante dell'accusa. A compiere tutto questo non furono criminali comuni, furono uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza. Quello per la morte di Regeni è stato definito un processo contro il silenzio, contro la menzogna e i depistaggi. La Procura di Roma afferma inoltre che sarebbe stato compito dell'Egitto ricercare i responsabili, assicurare le prove, offrire alla vittima e alla comunità internazionale una risposta di giustizia. Ma quel che si è progressivamente rivelato è stato l'esatto contrario, un sistema di ostacoli, di opacità, di resistenze. Colaiocco ha infine voluto mettere un punto fermo sulla cosiddetta pista inglese, ribadendo una volta per tutte che Giulio Regeni non era una spia. Tutti gli elementi raccolti sono stati approfonditi, ha detto, e da quel versante non è emerso alcun elemento utile alla ricostruzione del sequestro, delle torture e dell'omicidio. Ancora una pagina di cronaca perché si erano resi protagonisti di violente aggressioni nei confronti dei controllori di Bus Italia, quindi 2 trentenni hanno ricevuto un provvedimento da parte del questore di Padova. 2 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Padova per la durata di 4 anni nei confronti di 2 cittadini marocchini di 38 e 33 anni sono stati emessi dal questore cittadino Marco Odorisio. I 2 sono ritenuti i responsabili della violenta aggressione avvenuta lo scorso sabato sera ai danni di controllori di Bus Italia e degli addetti alla sicurezza dell'autostazione di Viale della Pace. L'episodio è avvenuto intorno alle 21 durante i controlli sui biglietti alla fine della corsa di un autobus proveniente da Sottomarina in provincia di Venezia. Un gruppo di passeggeri ha cercato di forzare il blocco per evitare la verifica. Mentre molti si sono dileguati, i 2 cittadini stranieri si sono scagliati con violenza contro il personale di servizio, provocando lesioni agli addetti alla sicurezza prima dell'intervento di 3 pattuglie delle volanti. I 2 uomini, già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, hanno mantenuto un atteggiamento ostile anche all'arrivo degli agenti della questura e sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Il 33enne è stato inoltre deferito per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un cacciavite. Oltre alla misura di prevenzione personale, il questore ha attivato l'ufficio immigrazione per l'avvio delle procedure volte alla revoca dei rispettivi titoli di permesso di soggiorno.
Siamo alla parte finale di Focus, abbiamo il tempo di vedere però a Vicenza cosa accadrà nei quartieri durante l'estate con progetti che sosterranno proprio le associazioni e insomma gli spettacoli, gli eventi che avverranno nei quartieri cittadini. Vita nei quartieri durante la stagione calda che adesso, in questi giorni, è diventata caldissima. 34 i progetti ritenuti idonei dal bando del Comune di Vicenza per questa primavera-estate 2026. Obiettivo: sostenere attraverso contributi economici attività e iniziative da realizzare nei quartieri cittadini nel periodo tra aprile e settembre. Questo è un avviso specifico per le realtà del terzo settore, del volontariato, perché ha necessità appunto di essere supportato e valorizzato sempre di più, perché ne abbiamo molto di bisogno ed è corretto che il pubblico ne prenda esempio. Sono attività culturali, attività sportive, attività sociali realizzate dal volontariato, attività appunto che da questa primavera fino a quest'estate produrranno momenti di aggregazione sociale. Pensiamo a spettacoli teatrali, pensiamo a spettacoli di concerti, di musica, pensiamo appunto a realtà appunto che organizzano questo per riuscire a stare insieme nei momenti anche ovviamente di calura estiva. 13:29, ci salutiamo, allora finisce Focus TG che torna naturalmente domani alle 12 fino alle 13:30 con tutte le notizie per la giornata di domani, però io vi ricordo che stasera alle 21:20 c'è Focus, quindi avremo gli ospiti che ci accompagneranno a parlare di attualità, di politica, di economia, che saranno Leopoldo Bottero, Maurizio Conte, Stefano Dell'Agata, Alberto Gava, Massimo Venturato e Cristian Zara, che saranno quindi in studio con noi per questa puntata di stasera di Focus. È tutto, buon pranzo per chi deve ancora pranzare e buon pomeriggio per tutti voi, grazie per averci seguito.